sempre a tua difesa. Signori, se ho la faccia del sonno è perché ho tentato di guardare l'Italia e non è, è un'impresa. È più difficile guardare una partita dell'Italia in questo momento che non effettivamente che ADL prenda Conte. Sono arrivate le prime immagini, di conseguenza non c'è niente da dire. Ci rimandiamo a domani. Fa una certa sensazione vedere Lombardo, ovviamente non sono mie le immagini, però ho fatto questo collage che ho messo in copertina. Adesso gireranno, come va, tutte me le state mandando, ho mandato messaggi privati. Siete carini, ma mi arrivano subito, perché gli amici abbonati arrivano prima che succedono le cose. Però siete molto carini ad aggiornarmi, mentre faccio il video arrivano le cose così. E ovviamente è inevitabile sottolineare, ci tengo moltissimo, il video di ieri su Oriali, avete visto come mi fa più piacere fare dei video positivi dove sono contento che il Napoli fa una cosa, me ne dovete dare atto. Quindi io non sono contento oggi di dire che Lombardo è antipatico e continua ad essere sempre antipatico, e la faccia di Conte quando esce fa un sorriso, esce dal ristorante, facciamo conto che uno non deve sapere tutto per forza. C'è stata una cena oggi con Manna, Conte, De Laurentiis a Roma, quindi a Roma tutto a posto, anche la cena è andata bene, sono entrati in macchina insieme, quindi non è saltato Conte dopo la cena, evidentemente non ha pagato De Laurentiis, e tutte le battute che si devono fare. Escono dal ristorante, le telecamere li intercettano e Lombardo subito, niente dichiarazione, da fastidio. Vabbè, sappiamo che il personaggio è questo. De Laurentiis invece più cordiale, perché mentre Lombardo dice nessuna dichiarazione, si nasconde Conte, se lo spinge in macchina, Conte sorridente, tranquillo, serenissimo, che vuole salutare. E De Laurentiis dice, ma questi sono tosti, comunque lo chiederanno qualche cosa. E Lombardo dice, ma io sono più tosto di loro. Insomma, vabbè, non è cambiato molto. Io aspetto sempre Oriali, perché Conte, come Ancelotti, come Benitez, come poi sempre molti stanno facendo la lista, però guarda De Laurentiis quanti bei allenatori che ha preso, Ancelotti, Sarri, Spalletti, Benitez, fate tutto per una lista che non sono andati tutti benissimo, però sono nomi di grido che va benissimo. Io vorrei Oriali per la completezza di una rivoluzione filosofica e di un cambiamento importante a livello societario. Se ne sta parlando poco in questo momento, non era presente in questa cena, ma io resto fiducioso che l'operazione completa di Conte insieme a Mann porta anche tutto lo staff Conte, e spero proprio che nello staff ci sia anche Oriali, perché ritengo, e ho fatto l'approfondimento ieri, che sia veramente il vero scatto in avanti che può fare il Napoli a livello di rapporti anche con la stampa, di rapporti interpersonali all'interno di un spogliatoio tutto da recuperare. Questo signore qua, Spalletto, io volevo fare veramente l'analisi tattica dell'Italia che comincia 4-2-3-1, Di Marco, terzino che risulta centralista, mi sono addormentato, ritmi lentissimi, evidentemente, o hanno fatto un richiamo di preparazione per stare più freschi per gli europei, una squadra inguardabile. Spalletti ha cambiato modulo 5 volte, passando poi dal 4-2-3-1. Di Lorenzo veramente lasciamo ne parleremo, perché ne dovremo parlare a livello di mercato, ma meglio Montella meglio la squadra di Montella. Quindi dell'Italia non ne possiamo proprio parlare, non c'è niente di cui parlare. Entra Raspadori nel finale, Di Lorenzo male, passiamo poi altri non interessa a nessuno. Conte, avete ragione, ne parliamo domani c'è la live, se succede qualche altra cosa, se l'annuncio viene fatto prima della live, ne facciamo uno short o un altro video a prescindere. Lukaku, volete parlare di Lukaku? Perché le notizie vogliono di Lukaku, vogliono Chiesa, vogliono Buongiorno. Di solito i nomi che escono troppo presto, guardiamoci nell'anima, non si fanno, e quindi non vorrei
non vorrei parlarne ancora, però se volete io ve lo dico, per me Lukaku non è un'operazione alla Napoli, perché te lo prendi e poi non te lo puoi rivendere, costa troppo, a meno che non te lo danno gratis, magari gratis te lo vai a prendere, ma mi sembra un po' strano vendere Osimhen e Kvara e prendere Lukaku e Chiesa. Osimhen ha fatto 15 gol, Kvara ne ha fatti 11, parliamo del campionato, Lukaku ne ha fatti 13 e Chiesa ne ha fatti 9, e sono più vecchi di quelli che ti vendi, prendono di più di ingaggio. Certo, Osimhen no, Osimhen te lo devi togliere perché ne prende 10, ma Lukaku quante ne prende? Quindi non sono convinti, ci saranno altri attaccanti, non è che Conte deve pigliarsi per forza sempre a Lukaku, ci sarà qualche altra cosa che si può fare. Non sono convintissimo, lo stato di forma, un Lukaku in grande forma 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, rispetto a Osimhen uno non avrebbe proprio parlato, dice, oh Lukaku, si porta tutte le difese appresso, se lega. Però non lo so se è lo stesso e gli anni avanzano e di solito il Napoli è più bravo di ciò, cioè, trova delle idee, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti, il Napoli spende, quindi spendiamo perché i soldi ci stanno, ci siamo accesi i sigari con i dollari, di conseguenza domani live ne parleremo anche di mercato, perché anche buongiorno sì, ma te lo devi pigliare prima degli europei, sennò però c'è un altro nome che mi piace di più pure in difesa. Il Napoli c'ha i soldi, allora spendiamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, i like me li date lo stesso anche se non siamo nello studio. Dai, a bontà vostra.